Mantenere si concentra sul canto a più voci di Santo Lussurgiu, il canto a concordo, canto tradizionale che accompagna la Settimana Santa, così altri momenti molto importanti della comunità, momenti conviviali, momenti dello stare insieme. Un canto che però soprattutto nella Settimana Santa assume un carattere incredibilmente legato a un momento di vita e anche di catarsi comunitaria, che è quella della Settimana Santa, appunto l'incontro del regno con il sacro, che a Santo Lussurgiu si lega al suono, si lega al fare musica e si lega appunto a questo canto che è stato legato negli anni relativamente ai rituali del giovedì e del venerdì santo, della settimana santa, è stato appunto legato al canto de Su Concorde su Rosario, storico coro appartenente appunto alla confraternita del Rosario, che dagli anni 70 in poi canta appunto all'interno di questi due rituali. Questo coro negli ultimi anni sta passando il testimone dei cantori più giovani, sempre afferenti alla stessa confraternita, Sozzonos de Su Rosario appunto. E quindi io volevo catturare, filmando la Settimana Santa di 2 anni fa appunto, volevo catturare questo passaggio generazionale che avveniva a 35 anni da un altro documentario della RAI su Concordo, un documentario di Renato Morelli e Pietro Sassu, un documentario uscito nel 1988, un documentario molto importante per gli studi sul canto di tradizione orale in tutta Italia, ed è questo un documentario che si è aggiunto all'altra miriade di output di ricerca prodotti a Santo Lussurgiu, perché fin dagli anni 70 Santo Lussurgiu è chiaramente legata a un percorso di ricerca, dove diversi importanti ricercatori, a partire da Pietro Sassu e finire con la monumentale opera di Ignazio Macchiarella, che ha scritto un libro, decine e decine di articoli, ha organizzato concerti, convegni. Tutto ciò si basa sul racconto appunto di questa tradizione, di questo canto, di questa musica di tradizione orale che va oltre i confini di Santo Lussurgiu. Io volevo raccontare quindi il rito, volevo allo stesso tempo raccontare questo passaggio generazionale, ma volevo anche raccontare dell'influenza che la ricerca, lo sguardo del ricercatore e appunto proprio tutti gli output che la ricerca produce hanno prodotto nella rappresentazione di Santo Lussurgiu, anche nella stessa rappresentazione che i cantori hanno di loro stessi all'interno della comunità. Questa è una delle maggiori linee di ricerca del mio percorso appunto di studio, e cioè quello di vedere come la mediatizzazione della musica di tradizione orale e l'inclusione della musica di tradizione orale in un discorso più ampio fatto appunto di ricerca, di rappresentazione fatta al di fuori delle comunità, da ricercatori, da studiosi, da registi, possa in qualche modo influenzare e cambiare appunto anche lo status dei cantori all'interno della comunità, anche la percezione che una comunità ha di quel canto o di quella tradizione. Questo per me è importante farlo a Santo Lussurgiu, anche perché Santo Lussurgiu è il piccolo mondo dove io ho scoperto l'elettromusicologia, poiché io sono di Santo Lussurgiu, io sono lussurgese, questo canto lo conosco da quando sono quando ero bambino, sono stato pure in confraternita per poco tempo, ma ci sono stato, lo conosco bene e dice personalmente qualcosa che ha a che fare con la comunità, prima di dirmi qualcosa come ricercatore, ma mi dice qualcosa da lussurgese, e proprio per questo ho cercato anche di rappresentare la mia posizione all'interno di quel mondo, che sia di ricercatore ma anche da lussurgese. È stato un lavoro non facilissimo, proprio perché parlo della mia gente, parlo dei miei amici, dei miei familiari, ma che per me ha messo ancora di più l'accento su appunto quella linea di ricerca di cui parlavo prima, e cioè di che cosa accade quando una tradizione
è raccontata, quando una tradizione è pesantemente anche studiata, e come questa rappresentazione appunto influisce all'interno del discorso stesso sul canto.